Calisi. Buonasera. Oh, buonasera. È il suo momento. Buonasera. Buonasera, stasera la bacio con particolare affetto. Signora Rosa, questa sera io non ci posso pensare. A che cosa? Che questa sera è l'ultima sera. Che? Ma non ci pensi, non ci pensi. Oggi deve essere una festa. Che sta facendo? Ho capito, ma non c'è bisogno di... Signora Rosa. No, senta, scusi. Mi scusi, intanto soffiarsi il naso davanti a tutti e soprattutto in televisione non è buona educazione. Poi se lei dice... Allora che faccio? Succo? No, però o si gira dall'altra parte, ma soprattutto se lei dice signor La Rosa, poi non può fare... perché sembra che mi fa un pernacchetto. Lo faccio prima. La Rosa. No, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Vabbè. Sono dispiaciuto, signora Rosa. Lo so, sono anch'io dispiaciuto, emozionato. Sono anche dispiaciuto per lei, soprattutto. Perché? Ora a dire che minchia fa. Non se ne va, che ogni sera viene qua. Ci ho pensato fino a stamattina. La sera che faccio? Se ne va la sera. Devo stare a casa ora, capito? Devo stare a casa. Vabbè. E sua moglie lo mette in croce, vero? Insomma, no, lasciamo stare. Invece sua moglie come sta? Buona, magnifica. Che ore sono? Le 10:06. Dorme da 4 ore e mezza già. Ma come, scusi? Da 4 ore e mezza significa che dorme da prima delle 6 del pomeriggio? Io so che 5 e mezza. Quindi con le galline? No, sola, ieri non lo può dare. No, è un modo di dire. Andare a dormire con le galline è metafora, E qua non siamo fuori. No, ho capito. Vabbè, comunque, mi deve dire una cosa. Io so che lei è emozionato e anche un pochettino addolorato perché la trasmissione finisce, però io so che poi il suo cruccio, perché lei ce l'ha un cruccio. Lei ha un cruccio. Sì. Dico, lei è... Certo che sì, mica dico sciocchezze. Lei ha un cruccio. Ormai non è più tanto cruccio perché è cresciuto ora. Cioè, il suo cruccio è aumentato, è diventato più forte, più imponente. Sì, ora è tanto così. Lei ha un cruccio che è tanto? Sì, quando era crucciolo era tanto proprio così. Quando era... Quando era crucciolo era proprio tanto. No, cucciolo! No, il cruccio, no il cane, il cruccio. Lei ha un problema. Magari l'ultima serata cerchi di essere un poco più umano. Ma il cruccio lo sanno tutti che cosa è. Vuol dire che ha un problema. Problemi? È una cosa che la addolora, no? A chi ci mancano i problemi? E io lo so qual è il suo problema. Il suo problema è il lavoro. Ma passiamo scarsa. Non me l'avete aumentata manco di un euro. Ma quanto sta guadagnando ora? 41 euro mesi. 41 euro mesi è una bella somma. Che ci sputiamo? No. Ma se io ce ne metto 60 di benzina un mese per venire qua, quando me ne arresto? Certo, 41 meno 60 non si può neanche fare come cosa. 20, 19, non è che posso campare. Senta, ma lei ha provato per esempio ad andare da qualcuno? Ci sono tornato al comune. Questa volta non ci ho parlato però col sindaco, no? Perché il sindaco si ricorda l'ultima volta. Sì, lo so, il sindaco non l'ha trattato bene. Che ci restai male, come? Io ce l'ho detto, sì, lei come? Io vengo da te e ti dico, signor sindaco, io ho bisogno me l'ha detto. E parlo a nome di tutti i paesani, che abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di travagliare, abbiamo bisogno di buste paga, abbiamo bisogno di stipendi, abbiamo bisogno di salari, abbiamo bisogno di sicurezza nelle strade, abbiamo bisogno di certezze nel futuro, signor sindaco, abbiamo bisogno che l'acqua viene tutti i giorni, che la spazzatura se la pigliano tutti i giorni, abbiamo bisogno che la bolletta dell'Enel scala, abbiamo bisogno che la bolletta del gas scala, mi interrompiamo, mi disse Gioia, ne giriamo, non è Lourdes, non è che te ne fiere di niente. Lo so, ma io ci rimase male. Ora io dico, malissimo. Il mio pensiero è questo, no? Il signor sindaco suo, anziché dirle signor Litteri, ai suoi problemi ci penso io, se ne è lavato le mani. Ma che ci dice sta fissaria? No. Io mi arrabbiai forte. Signor sindaco, come? Lei invece di dirmi signor Litteri, ai suoi problemi ci penso io, lei che se ne lava le mani, se ne lava lei. Scusi, ma sono le stesse cose che ho detto io un attimo fa, uguali, precise, appunto. Ma stiamo diventando gemelli, 6 mesi da latte, non è che stiamo diventando gemelli, è che tutto questo lo avrebbe detto ognuno di noi. E io non ci sono andato dal sindaco. Dove è andato? Mi ne a parlare con l'assessore. Meno male. Con l'assessore. Sì. Che è sempre io. Cioè, scusi, l'assessore e il sindaco sono la stessa persona? Ma in un comune di 128 cristiani, Santo Caruso, che cosa vuole? Cioè il sindaco fa tutto? Fa tutto cosa? Quando si riunisce il consiglio, si riunisce da solo. Ho capito. Ma scusi, quando fa le interrogazioni, io stesso. Ho capito, quando ha un telefono in mano, il suo sindaco che cosa? Centralinista. Fa il centralinista. Lei per esempio il telefono nel comune e dice pronto? C'è il sindaco? Aspetti che vedo.
Mungi bottone e ci sono l'auto. Ho capito. Se risponde c'è, se non risponde non c'è. Ho capito. Fa tutto per sgavettare, per risparmiare. Beh sì, ma del resto avete ragione, anche nel vostro paese c'è la spending review e quindi dico, anche nel suo paese certamente come in tutti i paesi d'Italia soprattutto siamo in tempi di spending review e quindi è chiaro. Che è una puttana straniera? Cosa? Sta splendida review. Ma che splendida! Spending review! Vuol dire che bisogna risparmiare, bisogna rivedere i costi per poter risparmiare. C'è. E allora che le ha detto l'assessore? Sono andato a parlare il giorno di ricevimento dell'assessore. Sì. L'ho trovato con un'altra giacca, con un'altra cravatta e devo dire che come assessore neutro cristiano si è messo a esposizione subito. Ma questo quindi mi perdoni se io sono un po' curioso, ma interpreto anche la curiosità del pubblico. Questo era l'assessore al ramo, quello con cui lei ha parlato era l'assessore al ramo. Sì, che era Tarzane. Che vuol dire? Mi ha leppato un ramo, l'assessore, questo è l'assessore di quelli del lavoro. E quindi l'assessore al ramo delle attività produttive, le attività economiche. Questo qua. E devo dire che è stato un'ape di miele, un angelo, una pasta d'angelo. Subito mi disse, ci mi metto a disposizione perché bisogna rimodernarsi, bisogna svecchiarsi. Mi ha domato un computer, appena ha acceso il computer. No, sopra il tavolo, ce l'aveva messo sopra il tavolo, il computer. Computer, non terra, sul tavolo, il computer. Si chiama computer. Si collegava subito con internet. Con internet? Cioè, col tetto, si è collegato col tetto del municipio. Internet, e c'è il mondo a portata di mano. E allora per favore aiutatemi, si chiama forte che siete tanti, internet si chiama, no internet, lo sanno tutti. Bravo. Che? Tutte laureate? Non c'è bisogno di essere laureati per conoscere internet. Basta, si è collegato con internet. Poi trasì un di Google. Sì. C'aveva un poco di cose di twist, di cose. Twitter. Basta, insomma, si è collegato subito con la prima pagina di quel giornale che do rosa. La Gazzetta dello Sport. Sì, che c'era il Giro d'Italia. Qual è il giornale rosa? Il giornale che do rosa, che do del lavoro, uno c'è scrive che sta. Non è esattamente rosa, è un po' più pallido, è il Sole 24 ore. Il Sole per 24 ore. No, per 24 ore solo uno arrusti, no, il Sole 24 ore, un giornale economico importante. Che è una mala serata. Lo so, ma se lei così. Si è collegato con questa cosa e ha leggiuto. Ha leggiuto davanti. Letto. Eravamo in suo ufficio. Ho capito. E sono collegato e comparivo questa prima pagina e lui con me vicino ha leggiuto che letto. E allora quando mi curco io. Nel letto? Letto. Letto, participio passato, letto, così, verbo leggere, letto. Lui ha letto e l'ho visto io con i miei occhi che c'era scritto quali erano in quel momento i 3 mestieri che è più facile lavorare in Italia. Quindi le ha dato un consiglio importante. Importante che io ora ve lo sto dando a voi. Se volete pigliare appunti, scrivetevillo. No, Padre Aldo già Padre Aldo il suo lavoro c'è. Fa un perrino, già io lo travaglio. Quello è un lavoro per lui. Pigliatevillo, questo appunto pigliatevillo. C'era scritto 3 lavori. Allora. C'era scritto che il primo lavoro che sta andando forte. Non si resta disoccupati. Un lavoro importante. Che non si resta disoccupati. No. Che il primo lavoro è occuparsi seriamente di tradizioni. Di tradizioni dall'italiano al cinese e dal cinese all'italiano. E lei, no, fermi, e lei come fa col cinese? No, come faccio con l'italiano? Come io sapevo l'italiano? Il cinese, signora Rosa. Scusi, il cinese, io
non conoscendolo, parto da zero, qualche cosa me la zino. Ma con l'italiano hai una confusione. Lei con l'italiano è litigato. Vabbè, I gerandi. I gerani? I partiti. No, ma che partiti? Participi, gerunди, vabbè. L'italiano non è lavoro. Non è lavoro. Secondo lavoro, pigliate appunti. Io parlo proprio altre. Secondo lavoro è aprirsi, che stanno andando uno che ha un garage, uno che ha un appartamento, aprirsi un Mac. Come? E aprirsi un Mac. Non l'ho capito, guarda. E aprirsi un Mac. Che questo Senta, Mac è un posto dove le donne ci vanno e questo Mac è un posto dove le donne brutte le fanno trasformare a belle. E lei perché non se lo apre? Perché sapeva fare una cosa di chissà, non trasformavo a mia moglie, cioè io Senta, non ci posso fare, come faccio? Però scusi, Mac. ho capito. Lei non lo sa dire perché lei non ha capacità nella lingua, quindi lei non è anglosassone. Ce l'ho detto 1000 volte, se è una mala parola c'è lei, io non so. Allora, guardi, glielo spiego io. Lei vuole fare il look maker, ma lo deve dire bene. E allora, guardi, per parlare bene la lingua anglosassone, che poi sarebbe la nobilissima lingua inglese, lei deve soprattutto utilizzare bene la postura. Chiamo un bastone in pecoraro per parlare la posizione, guardi, glielo faccio vedere io. Per parlare bene l'inglese, così lo imparate anche voi, lei deve avere una buona postura. Innanzitutto deve allargare le gambe, deve mettere la mano destra avanti, aprire il palmo della mano, aprire bene la bocca, tirare fuori la lingua e farla vibrare. Che? Mi appare un diracciato, un serpente che si vede. Lei mi deve ascoltare però. Gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperto, bocca aperta, lingua di fuori e farla vibrare perché la vibrazione è importante. Look maker. Mega. Lo faccia lei. Lo faccia lei. Lei mi deve far capire se capisce, quindi lo faccia lei, se no non possiamo capirlo. Dai, per favore, allarga le gambe. Allora, come secondo lavoro importante era fare il fermo, gambe larghe. E già sono larghe. Più larghe ancora. Ancora un po' più larghe. Faccia spaccata un tappo con gli organi genitori per terra. Se non le mette larghe non esce fuori la parola. C'è così. Allora, gambe larghe, braccio destro avanti, ancora più avanti. Ma più da sotto che faccio? Mi butto là sotto. Palmo aperto, bocca aperta, lingua di fuori, più fuori. Finì, che stai? Pazzo, che cosa c'ho? Una palla di fico d'India io. Non mi capisce, non mi segue. Allora, gambe divaricate, braccio destro avanti, palmo della mano aperta, bocca aperta, lingua di fuori, la faccia vibrare. Scusi, sì. A vibrazioni prima, dopo, durante? Durante, ovviamente, mentre fa il verso e quindi parla. Forza, via. Mi ha detto come secondo lavoro che era quello importante di aprirsi uno. Più forte. Via. Mega. Ha visto che l'inglese si impara facilmente. Che io non posso fare. E lei non lo può fare. Che anche io non questo. posso fare. Vabbè, perché non lo terzo lavoro. Arriviamo all'ultimo. Ultima chance. Ma signore e signori, gay presenti. Statemi a sentire che questo è quello che sta andando più forte di tutto. Fortissimo? Fortissimo. Aprirsi un sexy show. Cos'è? Aprirsi un sexy show. Ha ragione, un chiosco di bibite. No, sexy show. No, un chiosco di bibite. Seltz, limone e sale, tamarindo, amareno al frutto, sciroppo e sciroppo, limone e limone. Seltz. No, a Catania ci sono i chioschi di bibite. Seltz. No, Seltz. Già quando si parla di sesso, Iddo s'ammaraggia, si perde è mezzo a mare Canati, mezzo al mare, ma non il mare che il nostro, proprio l'oceano.